Lezione speciale al Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone, organizzata dall'Università della Terza Età in occasione dell'apertura dell'anno giubilare, dedicato alla misericordia. Don Chino Viscontin ha parlato di questo sentimento nelle figure di Papa Francesco e in San Francesco, partendo in primo luogo dalla natura del rapporto tra Gesù e il Santo di Assisi. In un momento di grande depressione per il fallimento di tutti i suoi ideali di vita, Francesco incontra Gesù nella forma di un abbraccio con un lebbroso, non nel senso che il lebbroso gli appare come Gesù, ma nel senso che egli si è sentito spingere ad abbracciare il lebbroso, in ciò ha trovato una prospettiva di vita entusiasmante e capisce che verso di là l'ha guidato Gesù. Quindi da parte di Gesù c'è stata un'attenzione intensa e dolce verso San Francesco, a cui Francesco risponde utilizzando una cultura che era andata maturando dentro di sé nel periodo dell'adolescenza e della prima giovinezza, che era quella della devozione del cavaliere verso la dama entro la cultura dell'amor cortese, una dedizione totale che non calcola quanto perde, non calcola quanto riceve, semplicemente si dona e si dedica. L'amor cortese nasce nelle corti europee al periodo delle crociate, presso i cavalieri che restavano accanto a delle dame che non erano le loro mogli, che dovevano custodire e proteggere nell'assenza del loro signore, che si era fidato così tanto di loro da affidare a loro sia la moglie che i figli che il proprio patrimonio. E perciò questi cavalieri si erano abituati a difendere le dame, a difendere i bambini, a battersi per cause giuste, non perché ne ottenevano un vantaggio per sé, ma semplicemente perché era la cosa giusta, bella, era un ideale alto e rendeva la loro vita una vita degna della massima stima, una vita bellissima. Va, vendi tutto quello che hai e seguimi. Come conciliare queste parole di Cristo, ovvero la scelta della povertà, con la nostra vita quotidiana e con la Chiesa intesa come struttura? Francesco non ha mai preteso che il suo modo di vivere diventasse esemplare per tutti gli altri. Lui diceva, questo è ciò che il Signore ha chiesto a me. Però riconosco che c'è una via della Chiesa che è diversa dalla via mia, ad altri non viene chiesto ciò che viene chiesto a me. E c'erano delle persone che erano discepoli di Francesco che restavano nelle loro case, con le loro proprietà, sia pure vivendo poi secondo i dettami evangelici. Se non capisco male, Francesco intuisce che ciò che Gesù gli chiede è di essere una rappresentazione anche esterna, anche fisica, di chi era Gesù, in maniera tale che una Chiesa che aveva bisogno profondamente di riforme tornasse al centro, alla sorgente di queste riforme che era Gesù e il rapporto con Gesù. Quindi lui e i suoi frati dovevano essere coloro che risvegliavano la consapevolezza della figura di Gesù dentro la coscienza dei cristiani. Vivere da poveri significava rappresentare la povertà di Gesù in maniera che la Chiesa, tentata di mondanizzarsi, di diventare ricca e splendida, capisse che il suo Signore su questa strada non l'avrebbe guidata. Il testamento spirituale di San Francesco, ce lo può spiegare? A Francesco chiedono di scrivere una regola. Francesco ci mette parecchio tempo per persuadersi a scrivere una regola, perché nei primissimi anni la regola era lui, bastava vedere come si comportava lui e si capiva come doveva essere un francescano. Più tardi c'erano delle riunioni annuali di tutti i frati, i famosi capitoli attorno a Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola, dove i frati ragionavano insieme, si raccontavano le loro esperienze, riflettevano e poi stabilivano alcune regole. Quindi Francesco possedeva un pacchetto di questi fogli, di queste regole di comportamento, ma non erano una regola organica. Finalmente capisce anche lui che deve dare una regola organica al suo ordine, però gli rimane dentro la coscienza che una regola non fa diventare una persona un francescano per il solo fatto che questo osserva la regola. Il cambiamento deve essere interiore. Di conseguenza, dopo aver scritto la regola e poche settimane prima della morte, lui detta il suo testamento e chiede che venga letto insieme alla regola. E una raccomandazione è quella: per amore di Gesù non allontanatevi mai dalla povertà che era la sua sposa, cioè amate la sposa di Gesù che era la povertà. Non chiedete privilegi per voi dal Papa o da nessun altro, vivete umili, sottomessi a tutti, in atteggiamento di non violenza e di bontà totale verso gli altri. Quali analogie tra la figura di San Francesco e Papa Francesco?
l'analogia principale è la comune ispirazione. Sia Francesco che Papa Francesco guardano verso Gesù, entrambi fanno del Vangelo il punto di riferimento per capire come devono pensare, valutare, ragionare e come devono decidere. Questa è una somiglianza. Una seconda somiglianza è una fiducia totale in Dio e di conseguenza una minore fiducia in ciò che gli uomini possono inventarsi e architettare, concedendo a Dio la piena libertà di poter guidare la vita anche correggendo traiettorie man mano che si cammina, man mano che si va avanti. Sia Francesco che Papa Francesco ragionano in questo modo. Un'altra analogia è il fatto che questo Papa qui così vuole tradurre anche in coerenza di vita ciò che dice. Perciò adopera una macchina povera, perciò veste in maniera povera, perciò è andato a stare in una stanza d'albergo e così via. E ha uno stile di povero, anche perché isolarsi e stare lontano dai suoi fratelli gli sarebbe sembrata una perdita. Andare in un luogo dove gli è permesso incontrare gli altri, mangiare con gli altri, stare insieme con gli altri è ciò che gli è più congeniale. Anche in questo assomiglia a Francesco. Infine, questo Papa assomiglia a Francesco anche perché, mettendosi dalla parte degli ultimi e degli umili, riesce a vedere con lucidità che cosa va e che cosa non va in questo mondo. Ultima domanda, cosa intende il Papa per misericordia? Cos'è il Giubileo della misericordia? Ogni essere umano è dotato di una dignità divina. Ogni donna è figlia di Dio, ogni uomo è figlio di Dio. Se uno dice io onoro Dio, io rispetto Dio, io mi inchino davanti a Dio, questi sentimenti deve riversarli anche verso ogni essere umano che incontra. Dunque per misericordia si intende un atteggiamento di salvaguardia e di rispetto totale della dignità degli esseri umani, che se sono in stato di povertà diventa aiuto materiale, che se sono in stato di umiliazione diventa un impegno per far tornare queste persone a uno stato di dignità e di rispetto, che se sono persone che hanno sbagliato, hanno commesso dei delitti o altro, ma si pentono, accettano le pene previste, significa perdonarli e permettergli di ricostruire una vita pulita e buona e così via. Dunque il concetto di misericordia del Papa è un concetto che significa trattare tutte le persone in qualunque situazione si trovino, chiunque esse siano, con rispetto massimo di cui siamo capaci. Il Giubileo della Misericordia è un impulso che il Papa vuol mettere dentro la Chiesa, attraverso la Chiesa, dentro la storia, per aiutare gli esseri umani a ritornare a questo atteggiamento che mette innanzitutto la persona al centro di tutto e al di sopra di tutto, non l'economia, non la politica, non la potenza, non le differenze di razza, di religione, non lo stato culturale o altro, ma la persona in quanto tale è rispettata in quanto tale come valore assoluto.